Siamo di nuovo insieme, telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Un saluto anche agli amici di Sesta Rete che in replica a partire dalle 21:30 seguono questa nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Dal campionato di Serie D sino anche ai due gironi del campionato di eccellenza. Ospite della puntata odierna il giornalista sportivo Alessandro Silverio, che salutiamo. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Beh, era doveroso, d'altra parte insomma tu sei un addetto ai lavori di grande qualità e quantità, grazie, devo grazie, dire. gentilissimo, Allora, un piacere. Partiamo subito con questa stagione di Serie D dove tra l'altro la Nissa, tu sei l'addetto stampa della Nissa, sta disputando certamente un campionato interessante, però nel complesso quest'anno devo dire che il campionato di Serie D è un po' ingarbugliato, un po' più intrigante, non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo Ettore, credo che sia un campionato che non va sottovalutato sotto l'aspetto della sorpresa, perché è vero che il Siracusa in questo momento sta dominando alla grande per quello ma ancora c'è tutto il girone di ritorno. Ma c'è tutto il girone di ritorno, c'è una Scafatese che va a corrente alterna, in trasferta va male. Ecco, io non sottovaluterei la Reggina. Anche io, perché credo che insomma quei pochi punti che la distaccano dalla testa sono assolutamente recuperabili, poi ci sono anche gli scontri diretti, quelli incidono. Però devono sistemare qualcosa dietro, perché quando cercano di ripartire dal basso, spesso commettono degli errori incredibili. Abbiamo visto a Caltanissetta. Domenica insomma se la sono vista brutta, no? 2-0 e poi dopo hanno dovuto fare un grande sacrificio per recuperare 2 gol, sono riusciti a fare anche il terzo e portarsi via 3 punti che sono stati a questo punto, guardando poi tra poco la classifica, fondamentali. Fondamentali per ritornare in corsa, però ripeto, devono sistemare qualcosa dietro, deve essere una squadra più omogenea nei reparti, cosa che non abbiamo, almeno io a Caltanissetta non ho visto, però ho notato che nonostante le assenze, mi pare c'erano 7 assenze, però hanno delle alternative, dei giocatori di grande qualità. Sono stati anche eliminati dall'Enna, anche sì, quella ai forse calci di rigore. Probabilmente è una scelta societaria secondo te? Ma non lo so, ma mi sembra che questa Coppa Italia non piace a nessuno. Non piace a nessuno, anche perché non porta a nulla, diciamo pure. Però l'Enna ha raggiunto i quarti di finale ed è un risultato di prestigio, quindi poi bisogna vedere se ci saranno dei punteggi per eventuali ripescaggi. Lasciano il tempo che trovano, secondo me. La delusione invece di questo campionato qual è per te? Ma la grande delusione è l'Acragas. Io non mi aspettavo assolutamente che l'Acragas arrivasse scelte così sbagliate, credo? in difficoltà veramente. Qualche scelta sbagliata? Mi dispiace molto perché è una piazza importante, perché c'è un grande prestigio, so che ci sono momenti di grande tensione con la tifoseria. Però la società mi sembra abbastanza fiduciosa in questo nuovo progetto con l'inserimento di nuovi soci. C'è dell'ottimismo anche esagerato, perché guardando la classifica bisogna un po' preoccuparsi, no? Sì, poi secondo me questa squadra ha bisogno di rinforzi. L'allenatore nuovo che è arrivato ha una certa esperienza, quindi avrà chiesto sicuramente delle certezze. Sicuramente. E lì bisogna vedere che succede, se la società è già nelle condizioni di poter accollarsi a alcune operazioni di mercato che potrebbero, diciamo, migliorare un po' l'assetto della squadra, come la Cireale che vedo sta recuperando pian pianino. Bene, allora a questo punto apriamo ufficialmente la nostra puntata e la apriamo giustamente con il campionato della Lega Nazionale Dilettanti, la Serie D. Domenica si è giocata la 15ª giornata di andata, guardiamo subito la schermata dei risultati e già ci possiamo rendere conto che certamente qualche risultato è andato anche sorprendentemente insomma, ad incastrare una classifica certamente interessante. L'Acragas che perde in casa 2-0 con la Vibonese Calcio, Città di Ciriale batte FC Pompei 3-0, Enna Calcio Nis FC 2-2, Nuova Igea Virtus Scafatese 2-1, Paterno Calcio Siracusa
Calcio 1-1, così come Ragusa Calcio e Castrum Favara. Vittoria della Regina 3-2 contro il Locri 1909, pareggio tra Città di Sant'Agata e San Cataldesi ed infine il Sambiase che addirittura vince in casa del Licata 1-0. La classifica vede la conferma del Siracusa Calcio con 33 punti, con 29 abbiamo la Scafatese con la Regina e il Sambiase, oltre che anche la Vibonese, con 23 Paterno Calcio, con 20 Nuovi Gea Virtus ed Enna Calcio, 19 Castrum Favara, 18 Nis FC, con 17 San Cataldese e Locri 1909, 16 punti per l'FC Pompei, con 15 il Ragusa Calcio, 14 punti Città di Sant'Agata e Città di Aciriale, con 12 il Cata Calcio. Chiude la classifica solamente con 10 punti l'Acragas. Guardiamo anche il prossimo turno, si giocherà chiaramente domenica prossima, domenica 15 di dicembre, Castrum Favara Regina 1914, FC Pompei Licata Calcio, Locri 1909 Enna Calcio, Nis FC Acragas, Nuovi Gea Virtus Ragusa Calcio, Sambiase Paternò e poi abbiamo anche San Cataldese che gioca in casa contro il Città di Aciriale, Scafatese FC Città di Sant'Agata, chiude il tabellino Vibonese Calcio, Siracusa Calcio. Insomma, anche la prossima settimana saranno certamente partite importanti che possono ancora ulteriormente far cambiare in un certo senso la parte più importante della classifica, la parte di testa. Parliamo subito delle partite e parliamo di questo Aciriale. Mi hai accennato che anche tu sei dell'idea che questo Aciriale sta pian pianino recuperando, almeno c'è la volontà di recuperare il nuovo allenatore, la dirigenza ha pattuito in un certo senso secondo me con il nuovo gruppo squadra probabilmente un nuovo feeling e la prima vittoria importante, pesante della classifica è proprio questa contro l'FC Pompei. Secondo te ci sono le possibilità effettivamente di tirarsi fuori definitivamente tra qualche settimana da questa posizione un po' ingarbugliata? Sì, io ho visto la Cireale contro la Nissa, a me non è dispiaciuto assolutamente, ho visto una squadra che si sviluppa un bel gioco veloce anche sulle fasce laterali. La Nissa ha avuto il merito di presentarsi compatta, era la prima anche di Campanella, no? Campanella, importante il risultato, è andata avanti anche per colpa di due grossolani errori, però dobbiamo dire che gli avanti sia Rotulo che Semensin ne hanno approfittato alla grande. Beh, gente esperta, no? Sì. Gli dai la possibilità, non poi hanno riaperto la partita e non sono riusciti mai a creare occasioni, quindi le difficoltà di questo Acireale sono nella concretizzazione della manovra, non si è visto insomma un uomo che possa fare la differenza. Però probabilmente hanno pagato questa parte iniziale dove i risultati magari non arrivavano giocando anche un calcio discreto per la Serie D. I risultati poi quando non arrivano, sei meglio di me, dopo insomma l'ambiente non ti aiuta. C'è un ambiente bruttino, ho visto, perché il tifoso è un tifoso pazzo, ce l'hanno col presidente, finita la partita mi ricordo sono uscito lì per andare a fare le interviste e c'era il nipote del presidente che era avvilito, poverino, perché allo zio gliene dicevano di tutti i colori. Lì i tifosi hanno un ruolo pesante, però il presidente è tenace, non vuole mollare, secondo me fa bene, ci crede, è giusto così perché quando si fanno dei sacrifici, credo che avrà fatto tanti sacrifici, è giusto non mollare, è giusto non arrendersi magari a qualche tifoso Speriamo bene, perché insomma Aciriale è una squadra importante, ha un blasone importante, in questa categoria deve starci, però magari possibilmente in posizioni di più tranquillità. Rientriamo e parliamo subito dell'Acragas, anche lì insomma la situazione sappiamo benissimo non è certamente ottimale, c'è molto fermento, lo hai confermato anche tu, Agrigento è una piazza che vuole assolutamente certezze e forse dalla dirigenza in questo momento non stanno arrivando. Diciamo che ad Agrigento le cose si sono messe male già dall'inizio, si è vista una certa approssimazione, dobbiamo dire, nell'organizzare questa stagione. Forse era un budget limitato, no, Alessandro? Allenatore che viene esonerato,
poi arriva Rigoli si dimette, poi viene richiamato il vecchio, di nuovo Bonfatto, poi insomma è una stagione travagliata, e se non si trova adesso, in questo momento, in questa fase che c'è il mercato poi aperto, si scivola subito. E già la situazione è difficile per recuperare, perché la classifica, lo vediamo, piange molto difficile, dispiace molto, ripeto. Sappiamo benissimo che Agrigento è fondamentale per la categoria, no? Nel senso che la Serie D deve avere queste belle piazze che portano pubblico, portano interesse. Ma anche sotto questo punto di vista probabilmente non è soltanto un problema tecnico, ma secondo me potrebbe essere anche un problema societario. Ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Guarda, io alla fine del primo tempo ho detto poche parole, perché per quello che avevamo preparato, consideriamo che noi abbiamo giocato anche mercoledì, quindi di fare una partita d'attesa, perché tanto è inevitabile che poi questa squadra qui, perché chiaramente ha avuto più tempo per organizzare anche un sistema di gioco, una squadra, ti poteva mettere in difficoltà, e sinceramente nel primo tempo siamo stati ordinati, non abbiamo fatto grandi cose chiaramente, però era una cosa che ci serviva per portare avanti la partita più possibile, e poi per cercare di sfruttare noi gli episodi che potevano capitare in una partita non semplice come questa. Insomma, dimentichiamoci che davanti abbiamo una squadra sicuramente di tutto rispetto. Gli episodi noi il primo tempo l'avevamo trovato, e purtroppo è andata come è andata. Però alla fine del primo tempo quello che ci siamo detti era quello di andare in campo e continuare a lavorare con attenzione come abbiamo fatto nel primo. Poi purtroppo l'episodio del gol ci ha messo subito un po' in ginocchio, perché stranamente subito dopo abbiamo preso anche il 2-0. A quel punto lì queste partite contro questo tipo di squadre diventano una salita enorme, per tutte le difficoltà che poi noi abbiamo in questo momento. Diciamo che in questo momento siamo questi e possiamo dare questo. Non so quello che si potrebbe fare qualcosa di più, ma diciamo con quelle un pochino più alla nostra portata. Queste squadre qua hanno un margine d'errore inferiore alle altre, quindi quando gli capita l'occasione ti castigano, e chiaramente noi siamo qui a leccarci un po' le ferite. Abbiamo contattato tantissime figure e per adesso insomma attendono o preferiscono magari andare da un'altra parte. Dobbiamo essere bravi a trovare quelli che accettano una sfida, che chiaramente siano funzionali al nostro modo di giocare in questo momento, perché poi non ti puoi permettere nemmeno più di tanto, però è chiaro che dobbiamo trovare quelli 4, 5, 6 giocatori che ci servono per cercare di venire fuori da qua. Io sono in tempo fino al 31 di dicembre, perché poi chiaramente da lì in poi non si può fare più un eventuale esonero, però io siccome sono venuto qua non è che voglio buttare tutto all'aria, do alla società la possibilità di fare quello che gli è stato chiesto di fare, non è che da un giorno all'altro si può cambiare, quindi se per un periodo di tempo c'è bisogno di avere tempo per prendere diversi giocatori, gli va dato assolutamente, non è che dalla mattina alla sera si cambia la squadra, poi dopo le valutazioni facciamo un fondo. Le trattative con gli aspiranti soci sono in corso, dovrebbero chiudersi o positivamente o negativamente nella prossima settimana. Per quanto riguarda i calciatori, diciamo che il nostro reparto tecnico si è interessato, dice che abbiamo delle difficoltà anche a prendere top calciatori per il fatto che la classifica non è della migliore. Chi ci crede punta sull'Agras, evidentemente. Questa settimana secondo me dovrebbe essere cruciale per completare tutto il pacchetto dei calciatori per il proseguo della stagione. Fino a quando non si firma nero su bianco, tu mi insegni che sono sempre aspiranti, per cui dal momento in cui questa trattativa si è prolungata, io dico sono arrivato stamattina, cercherò io di completare
le trattative tra la proprietà da una parte e gli aspiranti soci dall'altra parte. Per cui io sono qua, ci metto sempre la faccia, chiediamo un pochino di relax sul discorso della partita, l'avete vista tutti, eravamo nettamente in palla nel primo tempo, poi siamo stati sfortunati nel calcio di rigore. Non voglio parlare del lato tecnico, ci sono chi dovrà dare le giuste spiegazioni a voi per quanto riguarda tecnicamente la partita. Saranno certamente giorni importanti i prossimi ad Agrigento, con l'augurio che possa diventare anche un Natale di serenità. Allora, giriamo pagina perché dobbiamo parlare adesso del pareggio della Nissa in casa dell'Enna. Complimenti a Campanella che conferma di avere preso ormai in pugno la squadra, sa benissimo quello che può chiedere ai suoi giocatori. Complimenti anche comunque a questo Enna che ha dimostrato con il passaggio di turno anche in Coppa che quest'anno sarà una stagione dove qualche soddisfazione se la prenderanno, e siamo tutti contenti perché i due dirigenti sono in gamba, non so se siete d'accordo, Montesano Stumbo. Hanno completamente rivoluzionato tutto dopo la vittoria del campionato. Si sono affidati ad un allenatore esperto e capace qual è appunto Pagana, che ha messo su un organico. Magari c'erano operatori di mercato all'inizio dicevano ma chi sono questi, ma chi sono questi giocatori, invece per esempio Espasa, che è un giocatore che è stato alla Nissa un paio di anni fa quando c'era presidente Gianmusso, che dimostrò proprio a Caltanissetta le sue capacità tecniche, poi si ruppe il crociato. Sì, è vero, mi ricordo. Adesso abbiamo visto che questo ragazzo argentino di qualità. Quindi l'ex presidente ci aveva visto giusto. Ci aveva visto bene. E quindi niente, la dimostrazione che insomma anche con un budget limitato la scelta dei giocatori diventa fondamentale. Si può costruire una squadra che può dare soddisfazione. Una battuta veloce, 30 secondi su questa Nissa invece? Ma la Nissa secondo me ha un bel potenziale, che può fare un campionato da prime 7-8 posizioni. Parliamo di playoff? Tutto è possibile, tutto è possibile, però chiaramente Bonanno è un giocatore, un top player. Ti fa la differenza. Che fa la differenza. Domenica un calcio di punizione, il portiere che è stato strepitoso è vero. Questo ragazzo dell'Enna, questo 2006, che sicuramente farà carriera, ha fatto 3-4 interventi anche nel calcio di rigore, non era facile, è vero, non era facile parare quel rigore. Semioli mi pare si chiama, un ragazzo da tenere assolutamente in considerazione, e quindi mi aspetto, come un po' tutti i tifosi, che ci sia ancora una risalita. Si è cominciato bene, ci sono 4 risultati utili consecutivi e questo in Serie D è fondamentale. Come se è fondamentale? Diciamo che è basilare per un equilibrio proprio di classifica. Anche. Il mister sta lavorando bene, c'è un ambiente compatto, i giocatori sono sereni, non che non lo erano prima, attenzione. Assolutamente, vabbè, sono cambiati un po' dei professionisti, magari qualche pallone che non entrava prima. Beh, la fortuna arriva sempre con chi poi dopo giustamente arriva per la prima volta in squadra. Abbiamo visto una Nissa dai due volti, un primo tempo a bulico, stranamente carico di tensione, la squadra non è riuscita a produrre. La posta in palio era considerevole, sai, giochi contro l'Enna, un po' derby, ma soprattutto punti pesanti anche in prospettiva classifica, no? Indubbiamente, poi l'Enna ha fatto questo gol dell'1-0 sul calcio di rigore, e nel secondo tempo, proprio ad inizio di ripresa, è arrivato anche il raddoppio, quindi un risultato che avrebbe spezzato le gambe a chiunque. Invece improvvisamente questa squadra si è rimboccata le maniche, come si dice, e si è creato 8 occasioni. Il carattere dell'allenatore. Guardiamoci a questo punto gli highlights, pareggio 2-2 tra Enna e Nissa FC. Dopo aver
compiuto il grande salto dall'eccellenza, Enna e Nissa si ritrovano di fronte nella 15ª giornata del girone di Serie D. Allo stadio Generale Gaeta si affrontano due squadre vogliose di proseguire nelle rispettive scalate in classifica. Passiamo a raccontarvi del fin di questa sfida che si apre al 10° di gioco. Il primo tentativo di marca ospite, il sinistro di Diaz viene disinnescato in corner da Simeoli. Al 13° battono un colpo i padroni di casa con la caparbietà di Otero che recupera palla sulla destra, serve in mezzo per Cicirello che di destro calcia poi fuori. Giro di boa nella prima frazione di gioco, ancora Cicirello pericoloso con un destro dal limite che termina ancora una volta a fil di palo. Al 34° Aperi viene fermato in area in maniera fallosa, calcio di rigore per il fischietto sardo dal dischetto. Si presenta allora Capitan Cicirello. Intanto riapprezziamo la prima sgroppata in maglia giallo-verde dell'ex Nuova Egea Virtus Aperi. È una sentenza Giorgio Cicirello e porta in vantaggio l'Enna. Terminerà così la prima frazione di gioco con la compagine della Montagna in vantaggio per una rete a 0 nel secondo tempo. Dentro barriera il luogo di Bruno al 50°, pronto e via e subito il diagonale di Aperi è vincente. Arriva la prima gioia in giallo-verde di Sebi Aperi, suona il violino in mezzo alla nebbia, dentro intanto Samachet dall'oro in luogo di Semenzin e Agnello, tocca a Mannino per Lopizzo. 58°, la punizione pericolosa e il nuovo acquisto Bonanno, sventata ancora una volta da un super Simeoli. Nissa però di mister Campanella resta in partita. All'ora di gioco palla dentro per Bonanno che calcia, tocco di mano e allora secondo rigore accordato di giornata per il direttore di gara. Dal dischetto si presenta Diaz, qui piuttosto netta intanto la deviazione di braccio del difensore giallo-verde. Diaz a tu per tu ancora con l'estremo difensore giallo-verde, che miracoloso quest'oggi, e sventa anche questo calcio di rigore. 69°, punizione di Maltese per la testa di Diaz che si rifarà ben presto dell'errore precedente e accorcia le distanze. C'è ancora una partita al Generale Gaeta di Enna, dentro Timmoneri in luogo di Gio Pedro, tocca a Cristiano per Cardone, dentro Bamba e Mbaye in luogo di Cicirella e Seno, dentro Barile in luogo di Aperi. Al secondo minuto di recupero, rimessa laterale che arriva a Diaz, sponda per Rotulo che si coordina con il destro. 2-2, batte Simeoli. Una partita pazza al Generale Gaeta di Enna. Nel finale la zampata di Rotulo, ma c'è ancora spazio per un'ultima occasione. Il rilancio di Cassano per la corsa di Tumminelli a tu per tu con Simeoli, scarta anche il difensore, ma quest'oggi è veramente un muro. Il numero 1 giallo-verde termina così, né vincitori né vinti al Generale Gaeta. 2-2. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Vogliamo ricordare a tutti i fedelissimi di Penalty che anche giorno 25, giorno di Natale, saremo in onda sul canale 15 del Digitale Terrestre, perché racconteremo anche la domenica praticamente pre-natalizia del campionato nazionale dilettanti, ma si giocherà anche in eccellenza. Allora mettiamo da parte anche questo bel pareggio tra Enna e Nissa e parliamo invece della Nuova Egea, che batte una Scafatese pesante che non sta abbinando in questo momento la continuità fondamentale per la Serie D. Una battuta soprattutto sulla Nuova Egea. Il Nuova Egea è una squadra marpiona, allenata da un tecnico che ci sa fare, qual è Ciccio Di Gaetano, che come si dice canisciun è fesso. Sì, bravo, bravissimo. E lui legge benissimo le partite. Legge bene le partite, vede una squadra forte, sa come affrontarla e come neutralizzarla, la studia bene. Ora, al di là del fatto che la Scafatese in trasferta ha dimostrato non rende, a volte, diciamolo pure, non rende, però per batterla ci vuole forza. Sono stati bravissimi, poi a rimontarla, quindi a recuperare. Poi anche in rimonta. Guardiamoci il servizio, la vittoria proprio della squadra siciliana contro la Scafatese, risultato finale 2-1 per la Nuova Egea Virtus.
Ligia Virtus firma l'impresa nella 15ª giornata di Serie D, batte la vice capolista Scafatese e incassa 3 punti pesantissimi per la propria classifica. I giallorossi rimonta, piegano i più quotati avversari che partono forte dopo aver sfiorato per 2 volte il vantaggio, con Palmeri prima che calcia di poco alto e Albadoro poi che non trova l'impatto da posizione favorevole. I gialloblu passano al minuto 10 grazie a una magia su punizione di Aliperta che fa secco Cannizzaro per l'1-0 scafatese. Ma è una gioia che dura poco per gli ospiti, infatti al 25esimo Ligia rimette tutto in parità grazie a Currò, lesto a riprendere la respinta di Becchi sulla zuccata di Trombino e da 0 metri mettere in rete l'1-1 e che gli vale come secondo sigillo in campionato. Giallorossi che sulle ali dell'entusiasmo ribaltano tutto al minuto 30 quando il signor Barbetti concede loro calcio di rigore per fallo di mano di Esposito e dagli 11 metri Trombino non sbaglia spiazzando Becchi e facendo così Ligia Virtus 2 Scafatese 1 e per l'attaccante egeano si tratta della 4ª rete in campionato. Nella ripresa la Scafatese si riversa in avanti alla ricerca disperata del pareggio provandoci a più riprese, ma le conclusioni di Neglia al 47esimo, di Aliperta 3 minuti dopo, ancora di Neglia al 60esimo, quindi nuovamente di Aliperta al minuto 68, a seguire anche quella di Embalo al 74esimo e infine di Palmeri al minuto 78 non sortiscono l'effetto sperato. Giallo-blu che al 76esimo rimangono anche in 10 uomini, doppio giallo per Altobello e nel finale Ligea tenta di approfittarne con Trombino, il cui tiro però si perde alto sulla traversa. Il 2-1 finale consegna dunque a Ligia Virtus il punto numero 20, i giallorossi che volano al 7° posto in classifica, centrando così la 5ª vittoria, terza complessiva del campionato. Sconfitta la Scafatese, ma il Siracusa non ne approfitta, guadagna solamente un punto in casa del Paternò che conferma di essere assolutamente la squadra rivelazione insieme al Sambiase di questo girone. Concordi? Sì, concordo pienamente, credo che Paternò e Sambiase siano le grandi sorprese di questo campionato. Addirittura il Sambiase è lì, se la sta giocando. Sambiase che ha cambiato poco pochissimo. alla squadra che ha vinto l'eccellenza. Ma sai, certe volte quando tu cementi un gruppo con qualche aggiustamento, con qualche giocatore di categoria, almeno il primo anno non soffri, la novità ti aiuta poi a fare dei risultati e farti schizzare in classifica. Sicuramente è lo stesso discorso, insomma, vale per tutte le altre squadre. Certo. Che hanno deciso di cambiare. Forse. È vero, è vero. Guardiamoci il servizio, pareggio tra Paternò Calcio e Siracusa Calcio, 1-1 il risultato finale. Il Paternò di mister Gaetano Catalano in questo avvio di campionato Serie D ci ha abituati a stupire. La formazione rossa-azzurra infatti nella 15ª giornata di campionato sfiora l'impresa contro la capolista Siracusa. Via al racconto della sfida caratterizzato da poche emozioni nei primi 20 minuti. Al 24esimo però il Paternò trova la rete del vantaggio. Sul lancio di Panarello arriva il colpo di testa di Angelo Guida, bravissimo ad anticipare i 2 difensori del Siracusa e a battere Iovino che si trovava fuori dai pali. Per lui si tratta del 5° centro in campionato. Al 40esimo è ancora il Paternò a rendersi pericoloso. Guida scucchiaia per Sinatra che calcia di prima intenzione, ma il suo tentativo termina alto. 3 minuti più tardi la gara si innervosisce e il Siracusa rimane in 10 uomini. È espulso Candiano che esce incredulo dal terreno di gioco. Nel secondo tempo la gara regala qualche occasione in più rispetto al primo. A rendersi pericoloso è Alessio Asero con il calcio di punizione respinto da Iovino. Mani tra i capelli per il capitano rossazzurro che all'11esimo sfiora la rete del pareggio, riceve palla da Greco, poi mette al centro, il suo tiro viene sporcato da una deviazione e bacia la traversa. All'11esimo della seconda frazione di gioco si vede anche il Siracusa dalle parti di Mileto, ma la conclusione di Maggio
termina al lato dalla porta difesa dal classe 2005. Al 21esimo ci prova Pistolesi dalla distanza. Mileto blocca senza particolari problemi. Il Paternò alla mezz'ora di gioco continua a creare occasioni per chiudere definitivamente il match. Al 30esimo guida, serve Asero, il numero 11 scambia nuovamente con l'attaccante, poi conclude forte ma tra le braccia di Jovino, e 5 minuti più tardi, servito da Carmelo Greco, Asero avrebbe una prateria davanti, ma il capitano rossazzurro si allunga troppo il pallone. Al 37esimo tentativo in rovesciata di Maggio, il numero 9 oggi in una giornata non troppo positiva per merito dell'ottima coppia difensiva composta da Marino e Porcaro. La formazione di mister Turati spinge nel finale. Limonelli pennella per Maggio, che al 43esimo reclama un calcio di rigore. Il direttore di gara però invita l'attaccante a rialzarsi. Nei 6 minuti di recupero arriva la beffa per la formazione rossazzurra. Calcio di punizione di a quadro, tutti in the box. Baldan prolunga per Pistolesi, che batte Mileto per il pareggio del Siracusa, che dunque riacciuffa un punto nel finale. A fine partita umori contrapposti, il Siracusa esulta come se avesse vinto la partita. Delusione invece tra i volti dei giocatori del Paternò, che hanno sfiorato l'impresa e vanno comunque a ricevere l'applauso del proprio pubblico. Nel prossimo turno di campionato, sfida contro la Sambiase. Siracusa dunque che pareggia 1-1, e domenica prossima ci sarà questo scontro importante al vertice con il Sambiase. E invece adesso abbiamo 60 secondi per parlare di Ragusa Castrum Favara, perché io credo che questo pareggio un po' accontenti entrambe, no? Nel senso, l'importante non era perdere, così non ti allontani dalla posizione bassa della classifica moltissimo, però la tieni sotto. Sì, io davo il Favara ad un certo punto anche a livello del Paternò e del Sambiase. Ora però mi sembra... Hai pensato bene, anche io ci sono state alcune settimane che pensavo che insomma la squadra di Infantino potesse veramente fare un po' il salto di qualità. Perché devo dire che ho visto il Favara con la Nissa, il primo tempo la Nissa ha dominato il lungo e il largo, segnando 2 gol, ne poteva segnare altri. Poi però nel secondo tempo questa squadra ha mostrato il mordente di chi magari tecnicamente non è al top, però c'ha la fame. C'ha la fame, sono riusciti a recuperare una partita in modo impensabile. E da lì hanno cominciato una scalata di posizioni, di risultati importanti. Mi pare che hanno anche fermato il Siracusa, se non sbaglio. Sì. E ora però noto una fase di stanchezza. E sta arrivando Natale, quando arriva Natale ci si rallenta un pochettino. Si pensa al panettone. E però attenzione, perché l'allenatore se lo vuole mangiare. È vero. Senti, ma il Ragusa, secondo te, è una squadra che si può salvare? Ma, è un punto interrogativo. Guarda, a me non ha particolarmente impressionato. Sì. Onestamente mi aspettavo qualcosa in più. Non so se la società si muoverà sul mercato. Ma credo di sì, insomma, perché... se devi fare quei punti pesanti che ti fanno la differenza, infatti, sei costretto per forza a fare qualcosa, no? Soprattutto manca di inventiva. Non ha un gioco, cioè non riesce ad essere imprevedibile. È allenata da un allenatore che non conosce bene soprattutto questo girone I, perché credo che sia fondamentale avere alla guida tecnica un allenatore che conosce soprattutto questo girone I, che a detta di tutti è veramente uno dei gironi più difficili della Serie D. Secondo me insieme al girone H credo è uno dei più forse diciamo più quelli del sud, i gironi del sud sono sempre quelli veramente con grandissime problematiche tecniche e societarie soprattutto. Ma lo è anche in eccellenza, anche in l'eccellenza nostra rispetto a quella che magari in Lombardia è da dopolavoro, da quelli
Assolutamente. che escono in eccellenza si allenano tutti dopo le 19, Sì. qui dopo le 19 invece vanno a fare Non esiste, l'aperitivo. qui ci sono gli ingaggi importanti. Allora, parliamo di questa regina. All'inizio della trasmissione l'abbiamo classificata come quella squadra che comunque punto dopo punto, con grande sofferenza certe volte, è alta in classifica. C'è stato il cambio dell'allenatore, sono arrivati i risultati, vittoria a cardiopalma contro il Locri. È ancora fattibile per te una regina che può ambire al risultato finale vincente del girone? Io credo di sì, che ancora se la può giocare, però ripeto, deve cambiare qualcosa, soprattutto nell'impostazione difensiva, deve dimostrarsi più sicura. Però ha gli uomini, ha il potenziale, se recupera anche alcuni giocatori infortunati, per potersela giocare con il Siracusa. Siracusa che abbiamo visto non è proprio il Trapani dello scorso è battibile, anno. Non è il Trapani dello scorso anno, una squadra che ha tantissime alternative, dei giocatori importanti, però attenzione perché il vantaggio c'è, ma comunque basta un passo falso per rimettere tutto in discussione. E la regina è lì alla finestra. È lì alla finestra, mi piace questo termine. Guardiamoci gli highlights e le interviste anche alla mister e nonché al difensore proprio della regina. Vittoria 3-2 contro il Locri 1909. La paura di perdere, perché eravamo già sotto 2-0, eravamo spacciati, quindi hanno tirato fuori coraggio. Io cosa è contato di più? Dico lo spirito dei ragazzi che sono stati, hanno tirato fuori l'orgoglio, determinazione, voglia di vincere, perché poi loro sono i primi a soffrire, insomma ne soffrono tanto. A fine primo tempo l'aria non era per niente buona e devo dire che i ragazzi hanno avuto veramente una grande risposta. Poi ovvio avere cambi in una certa maniera che ti permettono di avere gente fresca, capace di creare in avanti, ovvio che fa la differenza, sì. Quella di oggi è stata una partita per me molto importante, perché abbiamo visto che giocare come abbiamo giocato al secondo tempo, quindi con un 4-2-3-1, ci ha dato grosso dinamismo, grossa pericolosità, grossa fase offensiva. È ovvio che io magari sono arrivato e a Vibo abbiamo fatto una gran gara, poi c'è stata la Coppa Italia in mezzo. Alcune cose vanno allenate, ci vuole tempo, però oggi è stato importante, ci ha fatto vedere che questa squadra può giocare anche con tre attaccanti, con tre quarti. Poi ripeto, se vediamo due mezzale come Barilà e Urso, ovvio che magari è un centrocampo più palleggiato, ma se c'è Porcino, se c'è Forciniti, c'è più dinamismo. Poi dipende anche dalle caratteristiche, no? Dei giocatori che sono in campo. L'anno scorso eravamo verticali con un 4-3, oggi non lo siamo stati con 4-3, ma lo siamo stati con 4-2-3-1. Io sono contento della partita di oggi, prima di tutto perché mi ha dato delle informazioni tattiche che io non conoscevo e che per me sono state importanti e che ne farò tesoro. Ma sicuramente il primo tempo abbiamo fatto, concedetemi il termine, una figura di merda. Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che comunque così non potevamo andare avanti, perché comunque siamo anche tanti ragazzi di Reggio e dobbiamo dare sicuramente quel qualcosa in più. E quindi il secondo tempo siamo entrati in campo con uno spirito diverso e credo si sia visto. Buon Natale da penalty, che sarà presente anche giorno 25, giorno di Natale alle 15:20, per continuare a raccontare il calcio dilettantistico siciliano. Porto il panettone, te lo porto. Sarò costretto a portare il panettone. Allora, abbiamo gli ultimi 60 secondi da dedicare a due partite che si sono svolte. Una riguarda San Cataldo, che tu insomma conosci molto bene, che purtroppo non è andato al di là del pareggio contro il Città di Sant'Agata. Ma secondo
secondo me può fare anche di più. Devo dire che a Sant'Agata la Nissa ha perso 3-1. Sì, è vero, è vero. E invece la San Cataldese ha pure sfiorato il successo. Sì. È pur vero che il Sant'Agata ha perso via facendo un po' di giocatori e c'è una situazione difficile. Molto ingarbugliata e se non c'è una svolta, insomma, Città di Sant'Agata quest'anno, insomma, la vede messa male la sua posizione proprio in questo campionato di Serie D. Volto pagina perché purtroppo dobbiamo parlare ancora di un'altra squadra che sta andando malissimo, ennesima sconfitta del Licata, addirittura in casa contro il Sambiase. Che facciamo? A Licata hanno abbandonato? Beh, il Sambiase intanto abbiamo visto Vabbè, che l'abbiamo detto, è una super squadra. Super squadra. Ma il Licata non mi sembra incanalato nella buona strada. È la stessa situazione un po' del... Neanche con l'arrivo di Coppa c'è stata questa sveglia. Dico, quando tu perdi dei punti di riferimento che sono stati per Licata importanti negli ultimi anni, come il direttore sportivo Martello e lo stesso allenatore, e no? l'allenatore Romano, che hanno costruito, devo dire, delle squadre bellissime e non spendendo tanti soldi. Anzi, valorizzando quei giocatori che erano all'interno del gruppo. Esatto, quando li perdi uomini così importanti, allora vuol dire che a livello societario c'è qualcosa che non è più sostenibile. Io ho l'impressione che siano cambiati i progetti. Probabilmente sono cambiati i progetti e quindi chiaramente a pagarne e soprattutto la squadra, in questo caso un titolo che non è escluso possa insomma salvarsi solo con delle alternative tecniche che attualmente non abbiamo visto. Bonanno è andato via, se vuoi salvarti Bonanno non lo sganci. Molto semplice, no? Evidentemente hanno un po' voluto ridimensionare il budget, cercando anche qualche giocatore che possa, diciamo, adeguarsi. E lì iniziano i problemi, quando tu vuoi ridimensionare il budget ti rendi conto che la società ha dei problemi e a pagarne giustamente è il quadro tecnico che spesso e volentieri poi alla fine... perché Licata è una grandissima piazza. Lo sappiamo, lo sappiamo. Anche in B è stato. Quindi... Sì, beh, il Licata lo sappiamo benissimo, la storia del Licata d'oro degli anni 80-90. Ci dobbiamo fermare perché adesso abbiamo una pausa pubblicitaria e poi subito grande finale con i 2 gironi del campionato di eccellenza. Rimanete con Penalty. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa.
Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, non del mercoledì in diretta a partire dalle 15:20 sul canale 15. Voglio salutare anche gli amici di Sesta Rete, canale 81, che guardano questa trasmissione in replica, che è anche fattibile vedere in versione on demand sulla pagina Facebook di Penalty, oppure sul canale di YouTube Penalty Programma Sportivo. Ne approfittiamo anche per ricordare che questa trasmissione andrà in replica anche domani sul canale 19 di TVM Palermo alle ore 14. Parliamo adesso del campionato di eccellenza e partiamo con il girone A. Subito i risultati della 13ª giornata, dove abbiamo qualche piccola sorpresa, perché questo Città di Gela, vincendo in casa dell'Unitas Sciacca, conferma il suo trend di crescita. Accademia Trapani Parmonval 0-0, Athletic Club Palermo batte San Giorgio Piana 4-0, Casteldaccia batte Città di San Vito Lo Capo 1-0, pareggio tra Folgore Castelvetrano e Castellammare, Marsala 1912 batte Partinico Audace 2-1, Città di Gela batte Unitas Sciacca 2-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Lascari Cefalù 2-1 ed infine pareggio tra Super Giovane Castelbuono e Don Carlo Misilmeri 2-2 il risultato finale. In testa abbiamo l'Athletic Club Palermo con 31 punti, a seguire il Città di Gela con 27, Don Carlo Misilmeri ed Unitas Sciacca con 23 e poi a seguire anche il San Giorgio Piana con 20 punti, 19 Marsala 1912 con 18 Castellammare, 17 Accademia Trapani, 16 Partinico Audace e Casteldaccia, 15 Città di San Vito Lo Capo, Folgore Castelvetrano, Parmonval con 12 punti Super Giovane Castelbuono ed Oratorio San Ciro e San Giorgio, e chiude la classifica Lascari Cefalù con 5 punti. Andiamo di fretta perché dobbiamo parlare subito di questo Athletic Club Palermo, che ho l'impressione sta sentendo un po' il fiato del Città di Gela, che insomma ha anche fatto qualche acquisto a sorpresa, non ultimo quello dell'ex Nissa. Sì. Santo Privitera, certo. Che è uno che sposta gli equilibri. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro veniva da Vittoria, neanche dalla Nissa, ha fatto qualche mese a Vittoria. Sicuramente il Gela ha un organico che può veramente dire la sua per la vittoria del campionato. Però chi sta davanti sta sempre meglio. Bene, e anche perché insomma lo sappiamo che l'Atletica ha investito tantissimo. E come no, ma ha investito prima. Ha investito prima, secondo me ha fatto un'oculata campagna acquisti all'inizio, sì, e su questa base ha lavorato con più serenità. Il Città di Gela deve inseguire in questo caso, no? Non è che il Gela, il direttore sportivo Bonaffini, ha fatto male, anzi devo dire che è stato molto bravo, assolutamente. Perché si è garantito dei giocatori top della Tra l'altro categoria. Adesso è arrivato anche Aurelio Lobianco, sì, ex Athletic Club Palermo. Esatto. Quindi ci sarà anche un derby tra qualche settimana. Su Privitera c'erano già quando ancora era alla Nissa. È vero, è vero. Poi non so perché questo matrimonio non si è concretizzato, c'è stato poi il passaggio. Ma in eccellenza non c'è mai nulla di certo, perché sì, i giocatori sono più facilmente spostabili, si spostano con più facilità, o sbaglio? Sì, lo vediamo. Il calciomercato è continuo. È così, è continuo, però adesso poi si fermerà, insomma, a finalmente oserei dire. Capiremo. Io devo essere sincero, vedo l'Athletic Palermo una spanna sopra le altre? Sì, favorito. Soprattutto nei confronti favorito perché Città ha di già Gela. una macchina collaudata. Sì, è vero. E conosce, c'è un allenatore come Raciti che secondo me è un top, vincente, è sprecato per queste categorie, è vero. E credo che lui sia andato lì per un progetto, c'è un progetto lungo, è vero, hai ragione, e quindi, perché magari quest'anno ha fatto il sacrificio, dopo aver vinto la Coppa Italia col Paternò, poteva magari o restare a Paternò, andare in qualche squadra di Serie D. Beh, probabilmente l'avranno pure accontentato, no, per scendere di categoria. Però lui ha accettato questo progetto perché crede nelle possibilità che anche a Palermo possa nascere una seconda realtà calcistica che manca da tantissimo tempo. L'ultimo fu il Cantieri Navale.
E pensando a questo momento difficile degli arabi, no? Che Sì. non è che stiano brillando molto con il Palermo, e Assolutamente. chissà che magari un giorno, noi ci auguriamo no per il Palermo, per Certo, carità, ci mancherebbe. che il Palermo merita la Serie A e forse anche qualcosa in più. Noi non parliamo di professionismo però, perché qui stiamo parlando solo di dilettanti. Esatto. Anche che, però di credo che dilettanti hanno loro poco, passo dopo passo vorranno... Staremo qui a vedere, Vedremo. speriamo bene. Dobbiamo cambiare subito girone, perché adesso è il momento sempre del campionato di eccellenza, ma del girone B. Allora, partiamo subito con i risultati di domenica. Real Belvedere che perde in casa contro il Gioiosa 1-0, Mazzarone Calcio vincente a Mister Bianco per 1-0, Modica Calcio batte Città di Aci Sant'Antonio 4-0, SC Palazzolo batte Leonfortese 4-0, pareggio nel big match tra Città di Avola 2020 e Milazzo, vittoria della Leonzo a sorpresa contro l'Imesi Atletico Catania 94 per 3-1, Ionica FC batte Vittoria 3-2 ed infine Nebros che pareggia in casa contro il Rosmarino. La classifica in linea di massima è rimasta un po' immutata, forse quella che ha perso un po' più punti è il Vittoria, Milazzo in testa con 30 punti, 26 Modica, 25 Città di Avola, con 24 il Vittoria, 22 Imesi Atletico Catania e Nebros, 21 Gioiosa, 19 Ionica FC, con 16 Rosmarino, 15 punti SC Palazzolo e Leonfortese, 13 per Leonzio 1909 e Città di Aci Sant'Antonio, con 7 Mazzarone Calcio, 6 punti il Real Siracusa Belvedere, chiude la classifica il Città di Mister Bianco con 5 punti. Allora, guardiamoci il servizio del bel pareggio tra Avola e Milazzo e poi mi dirai la tua idea di questo girone, perché è un po' ingarbugliato, perché sì. sono 4 le squadre che tenteranno di vincerlo, stanno inseguendo tutti il Milazzo e quindi chi è in testa in questo momento è leggermente più avvantaggiato, perché poi Sì. i punti sono Un po' 4. come l'altro girone. Sono 4 Sì. i punti di vantaggio del Milazzo, mica sono pochi. Guardiamoci il servizio, bel pareggio tra Città di Avola e Milazzo e poi sentiremo anche il parere di Alessandro Silverio. Una bella partita corretta, devo dire, questa è una cosa che voglio sottolineare. Abbiamo avuto un'idea che all'inizio stava pagando perché avevamo deciso di costruire in un modo un po' diverso. Peccato perché c'è stata la seconda parte del secondo tempo in cui avevo la sensazione di poterla cambiare in qualche modo, con degli innesti di intensità, di qualità. Poi magari l'inerzia della partita è andata a scemare, si è andato a tranquillizzare un po' e ad arrivare a quello 0-0 che poi alla fine non fa male a nessuno, ma ci abbiamo provato. Bisogna essere orgogliosi della prestazione che abbiamo fatto, perché se te la giochi così a testa alta e a pari condizioni contro la prima della classe, vuol dire che stai assumendo quella consapevolezza che ti porta a giocartela bene con tutti. Ti ripeto, la curiosità c'era, ci siamo tolti questa curiosità e usciamo dal campo credo molto soddisfatti e convinti ancora di poter star lì perché lo meritiamo. Sapevamo che oggi avremmo affrontato una grande avversaria, un'avversaria che ha identità, che ha principi di gioco, una squadra che è costruita bene, una squadra che non ha altissimi nomi ma giocano in maniera bella, in maniera coordinata, un grande spogliatoio. Vi faccio i complimenti al mister Sirugo e alla società Avola per questa organizzazione e questa anche struttura. Detto questo, i complimenti migliori e maggiori vanno ai miei splendidi ragazzi. Anche oggi hanno offerto una grandissima prestazione, una prestazione fatta di cuore, di sacrificio, di passione. Non abbiamo rischiato quasi nulla. Sì, è vero, loro in una parte del primo tempo hanno avuto più possesso palla e un po' di costruzione nel tratto basso, un po' nel tratto medio, ma non abbiamo mai rischiato niente. Il secondo tempo è stato più lottato, abbiamo fatto molto di più, abbiamo avuto delle ripartenze importanti, abbiamo lavorato anche sul tratto medio e sul tratto alto mettendoli un po' sotto, però il risultato io penso che chi ha visto la partita si è divertito, è stata una grande partita sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto tecnico, tattico, fisico, mentale. Il risultato penso del pareggio è giusto perché loro hanno fatto davvero bene, però i nostri ragazzi hanno fatto una prestazione straordinaria anche
che è dedicata ai nostri tifosi che non sono potuti venire perché c'era la trasferta alta, quindi ripartiamo da qui. Oggi era importante non perdere, stiamo costruendo bene, stiamo lavorando bene e poi ho un grande spogliatoio, come dico sempre, perché la verità, i ragazzi contro qualsiasi tipo di difficoltà che possa nascere in campo danno sempre il massimo, contro qualsiasi tipo di avversario riescono sempre a oltrepassare l'ostacolo mettendo un grande cuore, quindi partita maschia, lottata, ma noi abbiamo fatto una partita concreta. Bella partita dunque ad Avola, pareggio 0-0 tra Città di Avola e Modica e Milazzo, mentre il Modica invece vincendo 4-0 con il Città di Aci Sant'Antonio continua ancora a rimanere lì attaccato, sperando che forse con qualche aggiustamento a dicembre possano arrivare quei punti in più per scavalcare il Milazzo, che attualmente comunque è la squadra da battere. Il Milazzo è in testa dalla prima giornata. Sì. A dimostrazione che questo è un progetto costruito in estate, costruito bene dalla società, una società che vuole tornare ad essere protagonista nel calcio che conta, quindi anche la Serie D, e c'ha un grande pubblico pure, quindi insomma le potenzialità ci sono, secondo me ce la può fare. Ce la può fare. Però necessita qualche rinforzo in questa campagna. Forse una panchina un po' più lunga? Esatto, perché se poi giocano sempre gli stessi, quando arrivi nel momento topico della stagione, puoi anche soffrire. Il Modica è una bella corazzata, il Vittoria è un momento così di studio, si sta guardando in giro. E attenzione all'Avola che comunque è lì. E soprattutto c'è un allenatore secondo me molto interessante per la categoria. Allora abbiamo concluso la nostra puntata. Alessandro, è stato un piacere averti ospite qui anche a Penalty. Per me, grazie. E abbiamo chiacchierato in maniera molto limpida e libera, senza freni, no? Perché poi alla fine chi segue soprattutto il campionato di Serie D, come nel caso tuo, hai molti argomenti per raccontare anche le storie delle altre squadre, no? Sì, ce ne sono tante Certo, storie, ci mancherebbe. Però non mi hai detto a questo punto del girone B di eccellenza chi effettivamente lo vince questo girone. Ma io voglio scommettere sul Milazzo di Bognani. Benissimo. Vediamo un po' che succede. Vediamo che succede. Grazie ad Alessandro Silverio per la sua presenza qui a Penalty. Appuntamento nelle prossime settimane. Ci sentiamo, grazie, è stato un piacere. Grazie ad Alessandro Silverio, il nostro ospite odierno qui a Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Adesso ci sarà una pausa di 7 giorni, perché poi giorno 18 si ritornerà di nuovo in onda per raccontare ancora un'altra ennesima giornata sia del campionato di Serie D ma anche dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che questa puntata la potete anche rivedere sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure sulla pagina Facebook Penalty, ma siamo in replica anche domani sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi.